TG Plus News edizione di Treviso, buonasera. In apertura del nostro notiziario la politica. Prima il Veneto, prima i veneti, prima i cittadini del Veneto. È fondamentale che questa sia la priorità. Se si ragiona in questa direzione si sa già che cosa si deve fare. Dopodiché sono a disposizione del mio partito e vedremo quale sarà la risultanza di questa riflessione che, secondo me, è doverosa da fare nel rispetto dei veneti. Soluzioni calate dall'alto di certo non verrebbero accettate. Così il presidente della regione del Veneto, Luca Zaia, interpellato in un punto stampa a Palazzo Balbi sulle prossime elezioni regionali e sul paventato terzo mandato. Inutile fare previsioni a 10 mesi di distanza, che sono un'era glaciale. Giorno dopo giorno vedremo l'evoluzione di questa corsa. Ovvio che noi speriamo di fare una corsa unitaria, ma devono esserci i presupposti per farla bene. I veneti chiedono la mia ricandidatura e la chiedono in maniera trasversale. Abbiamo in piedi una sentenza della Corte Costituzionale sul tema Campania. Cercheremo di capire anche che cosa vuole fare il governo. Passiamo alla cronaca. Il questore di Treviso, Alessandra Simone, ha emesso un avviso orale nei confronti di un italiano classe 95, responsabile di un'aggressione ai danni di personale sanitario e dei carabinieri di Pieve di Soligo nello scorso mese di ottobre. Sia i militari che il personale sanitario sono stati minacciati, ingiuriati ed aggrediti dal trentenne dopo essere intervenuti in suo ausilio mentre si trovava disteso a terra in una piazza di Pieve di Soligo, in evidente stato di ubriachezza. I successivi accertamenti condotti dalla Polizia di Stato hanno consentito di accertare che il trentenne era già gravato da diversi precedenti per reati contro il patrimonio, l'incolumità individuale e in materia di stupefacenti, oltre ad essere stato sanzionato diverse volte perché colto in stato di ubriachezza manifesta da arrecare molestie e disturbi in aree pubbliche. Il provvedimento monitorio odierno si aggiunge al divieto di accesso per 3 anni presso i pubblici esercizi del comune di Pieve di Soligo, emesso dal questore di Treviso nei confronti del trentenne la scorsa estate. Cambiamo argomento. Al via il bando di servizio civile universale per i 201 volontari dell'Associazione Comuni della Marca Trevigiana in coprogettazione con Conf Cooperative Unione Interprovinciali di Belluno e Treviso e Unione Montana Feltrina, rete con CSV Belluno Treviso e l'Ufficio Scolastico Provinciale di Treviso. Il servizio civile universale è indirizzato a cittadini e cittadini italiani ed europei tra i 18 e i 28 anni. Consiste nella scelta volontaria di dedicare un anno della propria vita a servizio delle comunità per promuovere la solidarietà, l'educazione, la costruzione della pace, la tutela dell'ambiente e la promozione della cultura. Il servizio civile universale consiste in 12 mesi di volontariato per un totale di 1145 ore, delle quali 110 di formazione per 25 ore settimanali con un riconoscimento di un contributo mensile di 507,30 euro. Il servizio civile universale trevigiano, inoltre, garantisce una riserva del 15% nei concorsi pubblici, la possibilità di un tutoraggio lavorativo e quella di estendere l'esperienza all'estero grazie all'Erasmus+. Ulteriori dettagli nel nostro sito notizieplus.it. Parliamo di sanità. Hanno regalato sorrisi e la possibilità di migliorare le loro relazioni a 13 tra bambini e ragazzi e in un caso hanno donato la possibilità di dialogare e sentirsi a un intero nucleo familiare. Questo è l'importante bilancio finale del progetto Stellina alla conquista del suono, volto a fornire apparecchi acustici a bambini sordi appartenenti a famiglie con fragilità. I risultati dell'iniziativa sono stati illustrati dal presidente Marco Laurito e dalla vicepresidente dell'associazione Alto Volume, Alessandra Gallina, nel corso di un incontro con il direttore generale dell'ULS 2, Francesco Benatti. L'iniziativa promossa da Alto Volume, con il patrocinio del Comune di Treviso e la supervisione dell'azienda sanitaria, ha visto complessivamente 28 apparecchi acustici donati, come detto, a 13 tra bambini e ragazzi e 2 adulti, tutti affetti da sordità mono o bilaterale. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.